cosa abbiamo in più? Il DNA è un lungo nastro pieno di lettere, quasi 2 miliardi di lettere. Mancavano circa 200 milioni di lettere, che costituiscono più o meno l'8% di questi buchi che sono stati colmati e riempite. Conoscere l'intero genoma significa non solo poter leggere il DNA, ma anche interpretarlo. Molte di queste sequenze hanno una funzione. Prima non sapevamo cosa facessero. Potrebbero avere a che fare con i processi di invecchiamento, potrebbero avere a che fare con alcune malattie nervose o muscolari che noi chiamiamo malattie da triplette instabili. Sequenze ripetute molte volte, difficili da studiare e analizzare e che invece ora possono essere lette al loro interno. Il completamento della mappa del genoma è il risultato di una nuova tecnologia di sequenziamento del DNA, il cosiddetto sequenziamento esteso, che permette di riconoscere l'inizio e la fine anche delle sequenze che si ripetono sempre uguali. Le ricadute saranno immediate sul piano delle diagnosi, anche per alcune malattie rare e non ancora riconosciute, un progresso enorme. I colleghi di questo consorzio che si chiama T2T lo hanno reso gratuitamente aperto a tutti. Quindi io da domani mattina posso confrontarmi e vedere quello che trovo io su un malato, su un paziente che sto studiando, lo confronto con lo standard di riferimento. Prima non c'era lo standard di riferimento. Un grande contributo anche per quella che viene definita la genetica di popolazioni. Per studiare l'evoluzione degli umani e anche le migrazioni dei popoli nel corso dei millenni della storia. Queste sequenze sono molto utili proprio perché variano spesso, sono dei segnali di variazione che uno può seguire nel tempo. È proprio oggi che si allentano le misure antipandemia.